in nomine Domini et a laude della Beata Vergine Maria e del Beato Bartolomeo, apostolo, patroni e difensori del Comune, qui apparranno ordinatamente distinti tutti gli statuti del Comune di Piano Castagnaio, fatti, ordinati, composti e corretti per gli prudenti uomini. Lorenzo Giovanni Cino, Lorenzo Di Vannuzzo, Antonio Di Pietro Vannolo, Ser Antonio Di Ranieri, Massari, eletti a rifare e correggere gli statuti, Ser Giovanni da Lucignano di Val di Chiana, cittadino di Siena. Primo podestà della terra di Piano, giuro di osservare e mantenere tutti gli statuti scritti da me nell'anno 1416 e di difendere con tutto il potere ogni persona di questa terra. Il Rettore ha appena giurato sugli statuti e gli sbandieratori e i tamburini delle contrade gli hanno reso omaggio in una gara di abilità e di eleganza che senz'altro renderà difficile il compito dei giurati. Questi figuranti rappresentano tutta la comunità pianese che qui ed ora si riconosce nella sua attualità, nel suo oggi e ancor più nelle sue tradizioni e nella sua storia, perché quello che facciamo questa sera non è frutto di invenzione e non è nato dal nulla. Poco più di 600 anni fa, 601, 5 prudenti uomini di Piano avevano composto e corretto insieme al notaio Serzanti di Giovanni da Lucignano gli statuti precedentemente elaborati e votati dal Consiglio Maggiore nella chiesa di Santa Maria de Contaria. Era nato così un codice che fissava le cariche pubbliche con le rispettive regole di accesso. Diciamo subito che gli unici requisiti erano l'onestà e il prestigio personale. Stabiliva i diritti e i doveri dei cittadini, le ammende e le pene per chi non osservava le regole. Come dire, una Costituzione ante litteram. E non temo di usare la parola Costituzione, perché Piancastagnaio, come molte città dell'Italia centro-settentrionale e pochi paesi, aveva un governo comunale in forma democratica, anche se non in senso moderno certamente, infatti alla vita pubblica partecipavano soltanto i capifamiglia. Ma è significativo che a redigere queste norme, queste leggi, fossero stati chiamati 5 uomini prudenti, cioè equilibrati, di buon senso, insomma, dei galantuomini. Molto di questi statuti colpisce per la sua modernità. Le norme che regolavano i mestieri, le attività economiche, l'attenzione alle fonti, alle vigne, al castagneto, all'asca. Se c'è qualche presente un po' più grande sicuramente riconosce tutte queste bandite. E più di tutti colpisce il diritto penale. Leggi sicuramente severe, ma uguali per tutti. Non c'erano privilegi per nessuno, non c'era alcuna condanna prima della dimostrazione di colpevolezza. Ma quello che emerge con più forza e più originalità in questo codice è il carattere fiero della propria identità e autonomia di questa comunità. È vero, avevamo un podestà inviato da Siena,
Intanto aveva una carica di soli 6 mesi e quei prudenti uomini ne fissarono meticolosamente le competenze. Sarebbe stato un patrono e non un padrone. Il comune rimaneva unico e legittimo proprietario di questa rocca sotto cui siamo. La guarnigione militare di Siena che vi risiedeva doveva pagare un affitto. Come sarebbero stati pagati 40 denari ciascuno i pigelli, cioè gli abeti, che Siena richiese per la costruzione delle sue chiese. Quindi il comune non cedeva nemmeno un pezzetto dei suoi beni a Siena, salvo un contributo annuo e un palio di seta per la corsa dell'Assunta. Così si era trovato, grazie anche alla mediazione di un uomo di grande prestigio che era il beato di Sarteano, il beato Anselmo di Sarteano, si era trovato, dicevamo, l'equilibrio per un buon governo. E a noi piace immaginare che questo evento sia stato poi festeggiato con un grande ritrovo di figuranti, di gente, di mestieranti e soprattutto con una corsa di cavalli. Così facciamo questa sera e così faremo per il 18.